È successo pochi giorni fa che un signore di 87 anni, al momento di fare un prelievo al bancomat, si è trovato una ragazzina di 18-20 anni che le ha strappato dalle mani, ha strappato il portafoglio e è scappata via. Metti giù le mani, metti giù le mani. Metti giù le mani, signora! Signora! Ho visto un anziano che era in difficoltà perché cercava il portafoglio e poi abbiamo scoperto che il portafoglio gli era stato rubato nella linea 1. Era un anziano di 82 anni, appena arrivato, un turista. A Venezia e Mestre i borseggiatori non esitano a prendere di mira i soggetti più deboli, ma dall'esperienza dei cittadini non distratti, forti di un confronto con associazioni analoghe persino all'estero, da tempo ormai è affiorato qualcosa di più inquietante, qualcosa di cui ci si rende conto se invece di prendere in considerazione i singoli casi si allarga lo sguardo all'intero panorama, anche oltre confine. Queste sono organizzazioni criminali, mi dispiace dirlo, è una parola molto grossa, questa qui è una mafia a livello europeo e qui bisogna indagare. Ecco, noi avevamo fatto un esposto ancora nel 2017 o il 2018, ci sono milioni che girano. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dunque, il borseggiatore non è più un piccolo criminale che vive di espedienti giorno per giorno, è un affiliato di organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Recentemente in Veneto sono state avvistate borseggiatrici arrivate dalla Spagna. Eccole qua, attenzione borseggiatrici, attenzione pickpocket, carterista! Sono gruppi organizzati, addestrati alla razzia, che battono a tappeto il territorio. Peraltro una delle ultime frontiere è il furto in treno, anche di bagagli, e se vengono scoperti non è esclusa la reazione violenta. C'è anche il problema che purtroppo adesso utilizzano degli spray al peperoncino e nemmeno quelli legali, quindi sono ancora più nocivi per la salute e li spruzzano appunto negli occhi e prendono le vie respiratorie e ci si ritrova anche in pronto soccorso con questi problemi che vengono risolti in parecchi giorni.